Telespettatori di Gold 78, ben ritrovati, buona domenica e buon penalty. Puntata numero 12, quella di oggi, domenica 27 gennaio. Prima di iniziare, come al solito, diamo il benvenuto tra qualche istante ai nostri ospiti, ma volevo ringraziare anche Achille Teghini, che la scorsa settimana mi ha sostituito, devo dire anche in maniera straordinaria, dato che, come tutti ben sanno, sono stato colpito da un'influenza pazzesca, però oggi sono qui al timone di questa nuova puntata di Penalty, che vi ricordo va in onda tutte le domeniche in diretta a partire dalle 18:30 sul Gold 78, canale 78 del digitale terrestre. Siamo in replica anche il lunedì sera a partire dalle 23:30. Voglio salutare anche gli amici di Persona TV, canale 114, che invece vedono la replica della nostra puntata il martedì sera a partire dalle 20:30. Siamo anche in diretta Facebook sulla pagina Tortorici Ettore e diamo subito inizio a questa puntata, però prima, dato che oggi è domenica 27 e la domenica dedicata alla memoria, anche noi di Penalty vogliamo rendere omaggio ad un giorno che purtroppo nella storia è rimasto indelebile. Il giorno della memoria è una ricorrenza internazionale, celebrata il 27 gennaio di ogni anno come giornata per commemorare le vittime dell'Olocausto, come stabilito dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2005. La scelta del giorno non è stata casuale. Infatti, il 27 gennaio del 1945 le truppe dell'Armata Rossa liberarono il campo di concentramento di Auschwitz. La scoperta di Auschwitz e le testimonianze dei sopravvissuti rivelarono al mondo, per la prima volta, l'orrore del genocidio nazifascista, ma anche gli strumenti di tortura e di annientamento utilizzati in quel lager nazista. L'Italia ha istituito formalmente la giornata commemorativa nel 2000, alcuni anni prima della corrispondente risoluzione delle Nazioni Unite, al fine di ricordare la Shoah, le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte. In occasione del giorno della memoria sono organizzati cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione. Anche noi sportivi abbiamo voluto dedicare l'apertura della nostra trasmissione ad una giornata dedicata appunto alla memoria, quella del 27 gennaio. Adesso voltiamo pagina, parliamo di sport e presentiamo, come ho detto qualche istante fa, i nostri ospiti di questa puntata. Subito abbiamo Marzio Gaudosio, direttore generale dello Sporting Pedara. Ciao Marzio, ben trovato. Buonasera. Sei contentissimo perché insomma sta andando tutto molto bene. Sì, stiamo lavorando bene. È la dimostrazione insomma che quando si lavora con serenità, con tranquillità, i risultati arrivano. Sì, non sempre è così. Non sempre è così, ma in questo caso devo dire che a Pedara si sta vivendo un momento grazie. molto positivo. Dopo qualche mesetto invece un po' traballante, l'Atletico Catania, personalmente sono doppiamente contento, ha ripreso di nuovo la sua giusta direzione con il suo equilibrio sia societario che tecnico. È ritornato in panchina già da qualche mese anche Antonio Richighi, che ritroviamo oggi ospite qui a Penalty. Ciao Antonio, ben trovato. Sì, buonasera a tutti. Grazie. Ho detto bene, dopo il trambusto Sì. avete resettato tutto con il presidente? Decisamente, il presidente ha voluto dare un cambio netto a tutto quello che c'era da agosto, sia per la questione logistica sia per la questione struttura squadra. E abbiamo un presidente che è abbastanza tenace e vuole perseguire quelli che sono gli obiettivi in modo... E sono contento perché insomma l'Atletico sappiamo tutti che blasone ha, quindi vederlo in alcune domeniche così trasandato ci amareggiava tantissimo. Ma noi abbiamo avuto un inizio di campionato, abbiamo strutturato una squadra, abbiamo lavorato per bene per circa un mese, in un mese abbiamo fatto 11 punti, eravamo a ridosso addirittura dei playoff. Sì, è vero. Quindi stavamo lavorando veramente bene. Poi ma va bene così comunque in questo momento, sì, no? Sì, cioè, sì, per alla quello, fine per accontentiamoci perché credo che sia anche il giusto equilibrio. Poco fa hai detto una cosa sacrosanta col direttore, il lavoro alla fine paga, quindi lavorare con serenità, avere l'unità di intenti è la base di tutto. Vedremo anche cosa succederà adesso nelle prossime
prossime settimane. Chi invece sta andando in maniera stratosferica è l'attaccante, il bomber che oggi presentiamo qui a Penalty, ovvero Simone Abate della Catania San Pio X. Buonasera Ettore. Buonasera, ti ritrovo dopo qualche annetto, Sì, mi ricordi il tuo abbastanza. debutto insieme al sottoscritto a Lentini e sono contento perché devo dire che vieni da una doppietta bellissima contro il Terme Vigliatore. Sì, assolutamente, abbiamo fatto un grande risultato in chiave salvezza. Sì. 3 punti fondamentali. È vero, è vero. Diciamo che siamo così virtualmente, ecco, quasi fuori dai Anche playout. se ancora il campionato è Ancora il apertissimo, campionato è lungo, ci Eh. sono 11 partite, ma non ci fermiamo qua, adesso ci aspetta Poi, un'altra trasferta. poi mi dovrai insidiosa. raccontare come ti stai trovando quest'anno con la San Pio, no? Perché insomma le richieste di mercato erano considerevoli la scorsa estate, poi hai deciso di rimanere. Ho deciso di rimanere per tanti motivi. Un ambiente tranquillo, una società organizzata, Bene. sto bene, anche per motivi lavorativi. Bene, bene, è Ho importante deciso che di un rimanere. dilettante dica queste cose, Sì, prima sì, il lavoro e poi assolutamente. anche il divertimento. Assolutamente. Posso dire Bene, bene. Con Simone vedremo anche di raccontare questa stagione del Catania San Pio X, che come ha detto bene lui in questo momento è sicuramente in un momento molto positivo. Parliamo di Serie D, lo facciamo subito con la schermata dei risultati di questa quarta giornata di ritorno. Aciriale batte Rocella 2-1, Nocerina Castrovillari 1-1, Portici batte Città di Messina 4-1, Cittanovese batte Messina 5-3, Gela batte Palmese 2-1, Bari batte Nuova Vigea 5-0, Troina batte Locri 2-0, pareggio tra San Cataldese e Marsala 3-3 ed infine Rotonda Turris che non si è disputata ed è stata rinviata al 6 di febbraio. Parliamo adesso della classifica che come tutti ormai sanno è pilotata da moltissimo tempo dal Bari con 52 punti, anche se la scorsa settimana insomma è stata bloccata in casa della Cittanovese. Al secondo posto Turris Calcio con 40 punti, 35 per il Marsala, 34 per Castrovillare e Cittanovese, 33 per il Portici, 31 per il Gela, 30 punti per la Ciriale, 29 per Palmese e Nocerina con il Troina, 25 per il Locri, 22 punti San Cataldese, Roccella e Città di Messina, 21 punti per il Messina, 14 per l'Egea Virtus, chiude la classifica il Rotonda con soltanto 10 punti. Sicuramente è un momento particolarmente interessante quello riguardante il campionato di Serie D. Guardiamo subito il tabellino e poi dopo avremo modo anche di sentire il parere dei nostri ospiti di questa puntata di Penalty. Si giocherà naturalmente domenica prossima, siamo proprio già entrati in clima Sant'Agata, si fa per dire soprattutto perché insomma in questo girone non ci sono soltanto squadre siciliane. Si giocherà giorno 3, domenica 3 febbraio, Turris Bari, Marsala Cittanovese, Aciriale Messina, Palmese Nocerina, Nuovigea Portici, Città di Messina Roccella, Castrovillari Rotonda, Locri San Cataldese, Gela Troina. Allora, che dire, una battuta sul Bari dobbiamo farla, Marzio, dobbiamo per forza iniziare da questo Bari che ci piace, sappiamo benissimo che probabilmente in questa categoria ha un po' certo. depistato tutte le avversarie. Blasone, storia, come dire, l'hanno messa tra la vincente prima ancora di iniziare questo campionato e lei lo sta mostrando. Più che altro guardando la classifica, il tabellino, ho fatto due riflessioni. Sì. La prima è questa, cioè proprio la storia del Bari di questo girone I della Serie D, secondo me acuisce quello che ne parlavamo poco prima di iniziare, una peculiarità in negativo dell'organizzazione del campionato di Serie D, cioè la lotta per i playoff che Quasi inutile. Inutile perché non dà diritto ad alcun titolo di Diretto. promozione, ma soltanto a una ipotetica graduatoria. Questo è un primo aspetto che comunque... Che in federazione secondo me prima o poi debbono potrebbe, andare a chiarire. non dico perché- inficiare, ma condiziona comunque la stagione del campionato, soprattutto certo. nelle ultime giornate, ma soprattutto anche in termini di motivazione, di investimenti fatti dal Presidente. Diciamo, Poi si sta sul limbo che l'unico posto certo riguarderebbe l'eventuale vittoria della Coppa Italia per tentare di salire ma in sempre Lega con Pro. un percorso molto Con lungo, un percorso però lunghissimo. è un secondo aspetto, guardando la classifica, se non ricordo male, vedo nella zona gialla-rossa su 6 squadre 4 siciliane. Questo... Sì, Marsala con 35, poi abbiamo No, il Gela Calcio con 31, la intendiamo Ciriale nella 30, zona più a e poi rischio, quello più a rischio chiaramente questo. su tutti l'Igea Virtus con 14 punti. Antonio, proprio sull'Igea Virtus un po' mi ha sorpreso, insomma, perché Barcellona Pozzo di Gotto ha tradizione, ha dimostrato sempre negli anni comunque di avere fatto una squadra quantomeno competitiva, non certamente per il salto di categoria, però una stagione sempre bene o male tranquilla. Quest'anno evidentemente si paga anche il fatto del cambio dell'allenatore, societario in genere. No, ma il calcio
per come lo vedo io non è così complicato. Poco fa il direttore diceva una cosa sacrosanta: il Bari è vero che farà un campionato a sé, 12 punti di, ormai è andato via, di distacco. 52 con 40. Sono contento per la Cireale, per quello che sta facendo, Chiaro, perché il mio cuore è un po', ho giocato e quindi so cosa significa, ma il discorso è Gea Virtus. Io paragono Bari e Gea Virtus, non bisogna pensare o dare per scontato che avere una squadra con il blasone elevato, con finanze importanti, con gruppi imprenditoriali di altissimo livello, ma poi bisogna saperle gestire queste cose. Chiaro. Cioè, il problema non è avere l'aspetto monetario e comprare fior di giocatori. Guarda, hai detto una cosa sacrosanta, perché la scorsa stagione con Raffaele effettivamente non c'erano grandi nomi, eppure l'Igea Virtus ha fatto Io un lo bellissimo. conosco Peppe personalmente, ci conosciamo da anni e vi posso dire che è un gran motivatore, una persona che conosce bene la categoria e secondo me spesso ha la chiave di lettura giusta, perché è stato anche un grande giocatore per queste categorie, ma tante volte, ripeto, a parte il discorso di solidità societaria, secondo me è anche un discorso di gestione del gruppo, gestione dell'aspetto tecnico, dell'aspetto mentale, perché non pensate che a Bari sia semplice saper gestire giocatori di quel calibro in Serie D. Sì, assolutamente. Simone sicuramente ne sarà pienamente d'accordo. Tra l'altro sottolineo anche che il Marsala, che attualmente è al terzo posto, è la migliore delle siciliane, però questa classifica, che non prevede effettivamente un playoff diretto per eventualmente cambiare di categoria la prossima stagione, un po' insomma lascia l'amaro in bocca, perché poi alla fine comunque le partite bisogna disputarle e tenere alto, insomma, la concentrazione non è mai facile, assolutamente, no? Assolutamente sì. Il Marsala sta disputando un ottimo campionato, come d'altronde anche il Gela, la Cireale. Sì. Le messinesi stanno soffrendo molto, Città di Messina, Igea Virtus, che proprio si trova al penultimo posto. E quindi sarà secondo me una bella lotta per la salvezza. Vedremo come andrà a finire, perché effettivamente il vedere due squadre messinesi in questo momento nella zona pericolante un po' ci amareggia. Magari sul Città di Messina qualche dubbio giustamente poteva anche esserci, no? Essendo come una neopromossa, sì. Mentre invece soprattutto il Messina ci si aspettava magari un po' più di solidità. Ecco. Vero, adesso c'è stato tra l'altro anche l'addio di un grosso giocatore, no? Per quanto riguarda la categoria, Genevia che rientra all'Albino Leffe, quindi vicino casa, ecco, vicino casa. Modo di peccato. Voltiamo pagina, perché insomma sul campionato di eccellenza adesso dovremmo parlarne in maniera più dettagliata, soprattutto perché sia nel girone A che nel girone B, come tutti ben sanno, sono moltissime insomma le squadre che in questo momento tentano l'aggancio alla categoria superiore. Tra l'altro nel girone A proprio oggi si giocava il big match tra Licata e Canicattì. Guardiamo i risultati di questa quarta giornata di ritorno. Eccolo qua il tabellino: Città di Sant'Agata Cus Palermo 0-0, Licata batte Canicattì 1-0, Castellammare batte Dattilo Noir 2-1, Parbombal batte Nuova Caccomo 2-0, Mazzara batte Partini Audace 3-0, pareggio tra Alba Alcamo e Castelbuono, vittoria del Pro Favara 3-0 con il Geraci ed infine il Mussomeli che pareggia in casa con lo Sport Club Marsala. Risultato sicuramente importantissimo del Licata, che con questa vittoria allunga in classifica, però lo abbiamo detto sempre, il campionato ancora sicuramente è lunghissimo, 6 punti sono pesantissimi, però io credo che ancora il Canicattì, così come il Città di Sant'Agata, vorranno dire la loro per il proseguo della parte finale del girone. Licata in testa con 49 punti, 43 per il Canicattì, 39 per il Città di Sant'Agata, 34 punti per la Parbombal, quasi rivelazione di questo girone, 33 Dattilo con il Mazzara, 30 punti per il Gerasi, 26 punti per il Castellammare, 25 per il Pro Favara, 23 punti Alba Alcamo, 22 Mussomeli, 19 Sport Club Marsala, 16 punti il Cus Palermo, 12 Nuova Caccamo, 11 per il Partini Audace e chiude ultimissimo in classifica soltanto con 3 punti il Castelbuono. Voglio dare subito lettura del prossimo turno, perché insomma poi avremo modo di chiacchierare più nel dettaglio di questo girone A, che domenica prossima scenderà in campo con questo tabellino: Partini Audace Alba Alcamo, Nuova Caccamo Città di Sant'Agata, Geraci Dattilo Noir, Cus Palermo Licata, Canicattì Mazzara, Castellammare Mussomeli, Sport Club Marsala Parmonval ed infine chiuderà il tabellino Pro Favara Castelbuono.
Allora, parliamo di questo Licata e lo facciamo subito con un giro con i nostri ospiti. Che dobbiamo dire su questo Licata? Adesso sono 6 punti di vantaggio di questo Canicattì, che comunque rimane sulla carta una squadra di grande qualità. Certo, vincere oggi il big match ricaricheranno naturalmente la squadra di Campanella. Sì, Sei d'accordo? Direi una seria ipoteca. Sicuramente mancano 11 partite, ma 6 punti. E soprattutto l'aver vinto uno scontro diretto in questa fase del campionato, anche una fase in cui mi sembra il Canicattì anche nelle ultime partite mostrava quella normale flessione che attraverso tutte le squadre. Averla vinta ora può essere un viatico, una spinta importante. Certo. 11 partite, insomma, dovrebbe il Licata inciamparne almeno in 2-3, cosa che ha fatto nelle altre 18, quindi credo anche che sul reale dell'entusiasmo. Diciamo che Licata all'andata proprio a Canicattì perse una partita, esatto, anche abbastanza rocambolesca. E oggi si è quasi vendicato un po' in un certo senso. Sì, no? Permette una battuta, sì, nella battuta oggi si incontrava un po' l'attacco atomico delle categorie dei dilettanti contro il bunker antiatomico delle categorie anche siciliane. Perché Terranova è un mister molto difensivo, infatti, no? Esatto, e quindi prima di campionati tu sei allenatore, succede, sì, investiamo più sull'attacco, come si vincono i campionati? Sul miglior attacco e sulla difesa. Beh, in questo caso però senza nulla togliere agli altri reparti, il Licata mi sembra comunque una squadra molto completa, no? Non sarebbe lì. Peraltro è un percorso che si conferma, l'anno scorso ha lottato fino all'ultimo per il salto di categoria. Un playoff perso in maniera pazzesca con il Dattilo. Quindi hanno avuto la tenacia, la forza di proseguire su quella strada e i risultati ad oggi. E vedremo cosa succederà adesso nelle prossime giornate. Prima di parlare con Antonio Richichi e anche con il nostro Simone Abbate, noi adesso siamo in collegamento con il capitano del Licata, Salvatore Maltese. Pronto Salvo? Buonasera. Buonasera Salvatore, allora complimenti, 6 punti, sembrerebbe tutto fatto, ma credo, conoscendoti e conoscendo anche mister Campanella, avete anche buttato un po' di acqua sul fuoco, bisogna essere ancora sicuramente sul pezzo domenica dopo domenica. Sì, no, noi guardiamo di domenica dopo domenica, oggi c'era il Canicattì, sicuramente era una partita di cartello, era uno scontro diretto, serviva vincere per allungarli ancora. Certo, 6 punti di vantaggio non sono pochi, ma non sono nemmeno tanti, mancano 11 partite e abbiamo già la testa domenica prossima con Fosse Palermo, perché non vogliamo lasciare proprio niente. Senti Salvatore, cosa ti è piaciuto di questo Canicattì questa domenica? Ma guarda, noi penso che oggi abbiamo sposato una prestazione maiuscola. Loro hanno delle ottime individualità, specialmente davanti, però noi siamo stati bravi a contrastarli e ripartire al momento giusto. Sicuramente l'organizzazione di gioco, non dico che mi ha impressionato, però hanno una buona mole di gioco, anche se oggi però non siamo stati impensieriti più di tanti. Al termine di questa partita, negli spogliatoi, cosa vi ha detto il vostro mister? Cosa vi siete detti tra voi giocatori? Insomma, vi siete resi conto che certamente questa vittoria vi porta a più 6, ma con la consapevolezza probabilmente che i tifosi non vogliono assolutamente che per un attimo voi possiate distaccare la mente da quello che è l'obiettivo finale. No, ma guarda, noi intanto siamo entrati nello spogliatoio col mister, la dirigenza, ci siamo abbracciati e ci siamo goduti la vittoria. Giustamente abbiamo festeggiato entro i limiti, perché comunque sappiamo che ancora non è finita, però l'unica cosa che ci siamo detto è che ci siamo guardati in faccia sia prima che dopo la partita, che è quello che siamo un grande gruppo, se no altrimenti questi risultati non li fai. Senti Salvatore, per chiudere a questo punto, mettiamo che siamo all'ultima giornata, il risultato quasi è definitivo, ma Licata, la società, voi giocatori, siete pronti veramente per il grande salto verso una Serie D che a questo punto diventa assolutamente meritata? Guarda, è dall'anno scorso che ci proviamo e non ci siamo riusciti per poco. Noi giocatori, la società, siamo più che pronti per affrontare la Serie D e poi dietro abbiamo uno splendido pubblico, uno splendido paese che ci spinge, cioè questa promozione la vogliamo un po' tutti e un'intera città, non solo noi del Licata Calcio.
E noi ne siamo pienamente convinti. Allora vi salutiamo chiaramente al completo, una squadra che so che insomma è molto legata al di là di quello che è il rettangolo di gioco. So che insomma la tua esperienza può essere un'ulteriore insomma forza in più per questo gruppo, e in bocca al lupo per il proseguo delle giornate, sperando magari di risentirci e rivederci presto qui a Penalty. Grazie, credo il lupo, è sempre un piacere e ti ringrazio sempre. Grazie a Salvatore Maltese, il capitano di questo Licata Antonio, che ha dimostrato sul campo a questo punto che è una squadra arcigna, difficile da battere. Campanella la sa lunga su questa categoria. Siamo sicuri che ormai sembrerebbe tutto al posto giusto nel momento giusto? Allora, innanzitutto stiamo parlando di Licata, stiamo parlando di squadrette che non sanno neanche cosa fosse l'eccellenza o altre tipi di categorie. Maltese ha parlato da capitano, quando parla un capitano in questi termini è evidente che è la voce dello spogliatoio, il pensiero del mister. Mancano 11 partite, sono 33 punti, quindi questo è il momento più delicato per cercare di mantenere questo distacco e avere fame tutte le domeniche, per come Campanella sa trasmettere benissimo ai suoi. Quindi sono certo che andranno in campo da domenica prossima ancora con più rabbia e ancora con più fame di questa domenica. Concordo. Simone, tra l'altro, nel frattempo possono partire alcune immagini del Canicattì che comunque ha sempre insomma, la carta B, che è la finale di Coppa, no? Che giocherà contro il Marina di Ragusa. Un Canicattì che oggi ha dimostrato indubbiamente di avere le carte in regola, seppur perdendo con il Licata, insomma, di giocarsi la sua chance anche nelle prossime domeniche. Sì, diciamo che c'è questo asso nella manica, no? della Coppa Italia, quindi lo scontro contro il Marina di Ragusa. Secondo me Licata ha qualcosa in più, l'ha dimostrato il campo, 6 punti sono tanti, pesano comunque anche se mancano 11 giornate. La piazza lo merita, il blasone lo merita e secondo me riuscirà a raggiungere il traguardo della Serie D. Il terzo incomodo, Città di Sant'Agata, troppo distaccato secondo te? Secondo me sì. Non ce la farà? No. Un rapido pensiero anche con i secondo me nostri l'unica ospiti? squadra che è in ritardo è proprio il Città di Sant'Agata. Non ce la farà? No, io mi auguro che ce la faccia, Che ce la possa però fare. credo che sia troppo distacco. Troppo distacco. Sì. Marzio, anche tu? Concordo sulle analisi. Insomma, ormai è un gioco a due, insomma, in poche parole, o quantomeno nella parte perché l'aspetto mentale ormai è totalmente diverso dalle prime due, con lo stacco che c'è dalla terza in poi. Certo, perché poi anche mentalmente sapere che questa squadra è andata via, recuperarla, le forze si disperdono poi alla fine, no? È complicato, sì. Va bene, vedremo cosa succederà quindi nelle prossime domeniche. Ogni domenica sono sicuro che comunque insomma, capiremo sempre di più quale sarà il risultato finale di questo girone A del campionato di eccellenza. Voltiamo pagina, adesso abbiamo due ospiti del girone B del campionato di eccellenza, ovvero Richichi e Abate, e parleremo anche dell'Atletico Catania e del Catania San Pio X. Però prima guardiamo i risultati di questa quarta giornata di ritorno che si è disputata oggi domenica 27 gennaio 2019. I risultati sono stati abbastanza, non dico clamorosi, ma interessanti. Palazzolo Camaro 1-1, Catania San Pio X batte Terme Vigliatore 2-1, Biancavilla batte Città di Scordia 3-1, Marina di Ragusa batte Giarre 2-0, Città di Rosolini e Paternò 1-1, così come l'Atletico Catania con il Santa Croce, ed infine pareggio tra Realaci e Milazzo 2-2. Ha riposato la Ionica. Una classifica che ancora una volta subisce un altro ennesimo cambiamento, soprattutto nella zona altissima. Al primo posto adesso sono soltanto due questa domenica in testa, con 36 punti abbiamo il Marino di Ragusa e il Biancavilla, con 33 il Palazzolo, con 32 il Camaro, con il 28 punti il Milazzo e il Santa Croce, 27 per il Paternò, 25 per il Terme Vigliatore, 22 per il Giarre, 20 punti per Città di Scordia e Catania San Pio X, 18 Atletico Catania, 13 la Ionica insieme alla Città di Rosolini. Chiude la classifica il Realaci con 7 punti. La prossima domenica siamo veramente in piena atmosfera di Sant'Agata, si giocherà domenica 3, quindi molte squadre catanesi un po', secondo me, potrebbero anche subire insomma l'ondata della festa più famosa d'Italia. Milazzo Biancavilla, Santa Croce Catania San Pio X, Città di Scordia Città di Rosolini, Paternò Marina di Ragusa, Ionica Realaci, Giarre Palazzolo, Camaro
Terme Vigliatore ed infine Atletico Catania che riposa, quindi la settimana prossima, Antonio, siete un po' più tranquilli e un po' più rilassati. Però prima di parlare dell'Atletico Catania vi voglio fare vedere invece il servizio della vittoria fuori casa importantissimo del Catania San Pio X contro il Terme Vigliatore per 2-1. Il servizio è di Paolo Munafò. Non sa più vincere il Terme Vigliatore che dopo le 2 sconfitte consecutive in esterna contro Palazzolo e Santa Croce deve arrendersi anche tra le mura amiche ad un cinico Catania San Pio X. Un Carachiri che lascia tanto rammarico alla formazione giallo-rosso-verde che manca ormai all'appuntamento con i 3 punti da ben 41 giorni. Per i termali pesa anche un calcio di rigore fallito nella ripresa da Calabrese. Un match che si apre con il San Pio subito pericoloso dopo 2 minuti con la girata in area di Abate che manda di poco sul fondo il cross dalla destra di Badier. La risposta del Terme non si lascia attendere, 4 minuti dopo solo una super parata di Romano nega la spettacolare rovesciata di Crinò la gioia del gol. Poi gli ospiti tornano ad attaccare dopo 2 tentativi operati da Badier al 14esimo che sfiora il palo alla sinistra del portiere e la conclusione ravvicinata di Abate respinta in tuffo da Barca. I biancorossi passano al minuto 37 quando Privitera pennella in aria per Abate che anticipa tutti e di testa spiana i suoi la strada verso la vittoria. Per l'attaccante della San Pio si tratta della 6ª rete in campionato. Il Terme Vigliatore non ci sta, è al 41esimo e ancora Crinò a cercare la via della rete, ma il suo tiro esce non di molto alla destra di Romano. Nella ripresa giallo-rosso-verdi ancora in avanti alla ricerca del pareggio e dopo un minuto il solito Crinò non arriva per centimetri sul cross dalla sinistra di Triolo, ma alla 56esimo il Catania San Pio raddoppia con lo scatenato Abate che raccoglie il lancio di Privitere con un perfetto pallonetto scavalca Barca facendo così Terme Vigliatore 0 San Pio X 2, doppietta personale, 7° centro in campionato per l'attaccante biancorosso. Nonostante sotto di 2 reti il Terme Vigliatore non ci sta e 5 minuti più tardi rientra in partita con Calabrese che chiude al meglio il triangolo con Crinò e di giustezza batte Romano riaprendo di fatto il match. Per Calabrese la 4ª rete in campionato. A questo punto la formazione termale ci crede, al minuto 65 ci vuole ancora un super Romano per negare ad Adamo la gioia del pareggio con Calabrese che sulla ribattuta va alla conclusione acrobatica ma il direttore di gara ferma tutto per fuorigioco. Pari che il Terme Vigliatore potrebbe comunque mettere a segno al 75esimo quando il signor De Francesco di Messina concede loro il calcio di rigore per il fallo su Crifò, ma dagli 11 metri Calabrese spedisce sul fondo il pallone del possibile 2-2. I padroni di casa non si perdono d'animo e nel finale reclamano un altro calcio di rigore per un fallo di mano in area di un difensore biancorosso sulla conclusione di Benenati. Il fischietto messinese però concede loro solo tiro dalla bandierina. Vince dunque il Catania San Pio X che incentra la 4ª vittoria fuori casa, 5ª complessiva in campionato e si porta in classifica a quota 20 punti, mentre il Terme Vigliatore alla sua 3ª sconfitta di fila, 3ª casalinga del campionato, rimane fermo a 25. Eri veramente indiavolato, Simone. Questa partita contro il Terme Vigliatore evidentemente insomma, aveva un conto in sospeso, non lo so, sei stato veramente, forse sicuramente il migliore in campo, no? Doppietta, grande intensità. Sì, abbiamo fatto una grande prestazione, soprattutto dal punto di vista del carattere. Nel frattempo possono già partire alcune immagini che insomma ti riguardano in prima persona, soprattutto i 2 gol. Dove a questo punto vuole arrivare? Ad una salvezza tranquilla oppure insomma qualche posizione migliore per il Catania San Pio X? Allora, sicuramente lo step iniziale è quello della salvezza, il primo step, però abbiamo e coltiviamo anche delle ambizioni. Abbiamo perso noi troppi punti all'inizio del campionato, è vero. troppe partite pareggiate all'ultimo, perse all'ultimo, mentalmente scarichi e devo dire che adesso dall'avvento del mister Anastasi diciamo che vi ha dato anche secondo me un'altra mentalità. Sì, soprattutto quello. La mentalità di Giuseppe Anastasi con la sua esperienza vi è servita. Siamo cresciuti tantissimo, quindi adesso affrontiamo le partite con e in società sono contenti, no? Sono contenti insomma che con l'arrivo di Anastasi molti equilibri sono arrivati. Assolutamente sì, quindi le ambizioni sono quelle ovviamente di raggiungere la salvezza il prima possibile e poi vediamo quello che succede. 11 partite, ripeto, sono tante, quindi la classifica
classifica è corta, anche troppo corta. nonostante le 19 giornate, no, già trascorse. Però in questo quindi momento vedremo pensare insomma in prospettiva playoff forse un po' esagerato, però step by step, Step nel by senso step, prima va la bene. salvezza, poi anche perché vediamo non un po' credo che che Giuseppe cosa- Anastasi sia un allenatore che si che accontenti cosa- facilmente sì, dei play-out. assolutamente, non ci accontentiamo, quindi vediamo un po' Bene, cosa bene. succederà nelle prossime Complimenti. giornate. Il motivo del fatto che Grazie. sei rimasto, ce lo vuoi svelare? Sei rimasto perché c'è un progetto, perché ti trovi bene? Sicuramente, risaputo che la Catania San Pio è un ambiente tranquillo, si sta bene, Sì, è vero, massima è vero. organizzazione. L'anno scorso abbiamo fatto un campionato tranquillo, ci siamo salvati, quest'anno eravamo partiti con delle ambizioni diverse, poi ridimensionate, no? Succede. Succede questo nei campionati, Però- ci troviamo lì, quindi abbiamo voglia, abbiamo fame, abbiamo voglia di far bene e sono rimasto proprio perché veramente ho trovato una società che non ci fa mancare nulla. E Quando poi- la società non vi fa mancare nulla, è piacevole anche andare ad allenarsi. Sì, salvo il fattore campo, ecco, perché come quello sappiamo a Catania è un ci dramma sono per un po' di tutti. problematiche, Anche no? sull'Atletico Non Catania, avere un insomma, campo, sappiamo le squadre i vari catane- problemi che ci squadre sono. catanesi un po' di logistica, delle problematiche. È vero, è vero. Ripeto, un ambiente che ci fa star bene e poi per motivi lavorativi, ecco, diciamo che Vabbè, ok. ho deciso di rimanere. Questa serenità però ti sta permettendo di disputare una grande stagione, sei già a quota 7 se non sbaglio, 7 no? gol, sì. Insomma, quindi per un attaccante i gol sono fondamentali. Come sono anche fondamentali i punti che in questo momento l'Atletico deve fare domenica sopra ogni domenica. E allora, oggi avete pareggiato una partita secondo me difficile perché il Santa Croce è una squadra arcigna. Cioè far gol al Santa Croce è sempre molto difficile, non so se sei d'accordo Antonio. Io, allora, innanzitutto è una delle poche squadre ad oggi che ho visto giocare a calcio, nel senso che non è una squadra che improvvisa. Parlavo con Gaetano Lucente a fine partita di questa cosa, bisogna dargliene atto, anche se noi lì all'andata abbiamo fatto benissimo, però è una squadra che gioca bene a calcio e ha delle trame di gioco importanti. Hanno messo un po' di esperienza lì davanti perché hanno preso Nassi, E sappiamo l'esperienza di Nassi. che mi ricorda un po' il mio Giorgio Corona all'Atletico, perché è uno che non si muove tantissimo ma si sente. Poi comunque sportellate anche. hanno gente che riescono a fare delle belle geometrie. Io ci tengo a dire una cosa. Allora, innanzitutto noi oggi eravamo parecchio incerottati perché io in campo avevo 2 un 2000 e 2,99. Beh, il fatto di averli già è una cosa positiva, E però. io ci tengo a dire questa cosa perché è una cosa che dico da anni, questo obbligo che la Lega, la mia non è una polemica, ma è chiamiamola provocazione. Quindi ecco. non vuoi gli under in campo, No, obbligatoriamente. secondo me è una legge che non ha senso, secondo me è un regolamento che non ha senso, perché se tu sei under, sei piccolino e vali, giochi lo stesso. Giochi a prescindere, sono d'accordo. Invece in questo modo secondo me l'obbligatorietà diventa secondo me a sbagliata. tanti ragazzi li crea l'alibi di avere pretese, li crea l'alibi di avere i grilli per la testa. Io ai miei tempi, se tu eri ragazzino, avevi 16 anni e valevi, Ed eri bravo, giocavi a prescindere. Quindi è una cosa che non Condivido. va. Questo è un pensiero così mio ad alta voce. Simone penso che mi può dare pure conferma, perché Simone è stato sempre un under e non under. È stato vero, sempre uno è vero, mi ricordo, di mi personalità, ricordo. di fisicità Mi e ricordo. è uno che si sentiva in campo. Quindi questa è una piccola parentesi Sì, che sì, volevo no, fare. condivido. Va dato grosso merito ai miei ragazzi perché eravamo parecchio incerottati. Io Antonio Refici che finalmente ha finito la squalifica, che è la terza giornata, Belluso mezzo stirato, Peppe D'Arrigo con Insomma, avevi un'infermieria piena. e nonostante tutto siamo stati lì fino all'ultimo a cercare di raddoppiare perché li Io abbiamo sono ripigliati. sicuro però che questo pareggio sarà pesantissimo nella classifica finale. Allora, perché il Santa Croce non dà punti facilmente a tutti. È una squadra che difficilmente molla, Sì. sembra che sta lì un po' e poi punge con le ripartenze. Eccolo qua la classifica, grazie Matteo. Punge le Marino. ripartenze. Per noi oggi era importante vincere, era fondamentale vincere, però era altrettanto importante non perdere, quindi è un campionato rispetto agli ultimi 3-4 anni anomalo, nel senso che solitamente in questo periodo del campionato almeno le ultime 2 o 3 squadre o mollano o smantellano, E invece sono o tutte lì. si sono rafforzate tutte. Ionica su tutti. Real Laci
ha una gran bella squadra. Sì, però sono troppo attardati. Sì, i Rosolini con l'avvento dei due argentini sì, si sono sistemati. La Catania San Pio, noi qua abbiamo Simone. Sì, ma anche l'Atletico si è, no, adesso insomma, ci stava arrivando, ci stava eh. arrivando. La Catania San Pio, che come diceva poco fa Simone, erano un po' attardati in classifica, ma hanno la squadra secondo me più equilibrata in tutti i reparti. Condivido. Parlano i numeri, parlano i nomi, certo. il mister stesso che è in gamba, una persona che io conosco. Noi ci siamo puntellati a dovere. Insomma, la Randis non è una punta che tu trovi facilmente no, ma sul Randis, mercato, no, abbiamo Randis, abbiamo Caruso, abbiamo Maimone, abbiamo Sami. Insomma, sei contento della squadra che ti ha creato la società? Sì, adesso sì. Oh, adesso sì. Noi abbiamo avuto un blackout di 6 partite. E purtroppo alla fine possono anche diventare pesanti. Però l'Atletico ha questo DNA. L'Atletico purtroppo è nato per soffrire. So, per soffrire e per non morire mai. Per non morire mai, non morire mai, i nostri tifosi. Vedremo alla fine. Vedremo alla fine. Invece con Marzio voglio parlare di questo palazzolo, no? Nel frattempo possono già partire anche un po' di immagini sulla squadra siracusana che con l'avvento di Sebi Catania insomma, ha incominciato a carburare punti su punti. Si è bloccata questa settimana, però rimane secondo me insieme al Biancavilla insomma, la squadra che più di tutte probabilmente tenterà veramente l'assalto a questa Serie D. Sì, Palazzolo in una possibile poi eterna cinquina di squadre possibili per la promozione dagli osservatori prima del campionato era la prima ovviamente, sì, parlando del campionato d'eccellenza Girone B, la squadra favorita è il Palazzolo. Per storia, per anche se organizzazione. noi non parliamo quasi mai poco del Marina di Ragusa. No, infatti appunto nella rosa ampia, sì. ovviamente insieme al Marina di Ragusa, l'anno scorso siamo stati avversari con questa società, sì. Organizzatissima, persone serie, hanno lavorato bene, la seconda finale di Coppa che raggiungono, sì. Come accade alle squadre ben organizzate sulle dell'entusiasmo, in lotta, in lotta per una doppia promozione, sì. Quindi il campionato sarà vincente fino all'ultimo. Sicuramente Sebi Catania, lo conosco, è un professionista a prescindere e quindi in un contesto di squadra dove ci sono anche grandi personalità riuscirà sicuramente a fare il meglio. Oggi se non sbaglio c'è un pareggio. Oggi hanno pareggiato, sì, con il Camaro che a sua volta insomma non scherza Camaro neanche, ha avuto un momento di appannamento, la sconfitta con Rosolini, però si sta riprendendo anche questo. La partita di oggi ci può stare nell'economia di un campionato un pareggio, però credo Palazzolo in testa, ma il campionato fino alla fine osserverà questo equilibrio. E ci piace questa cosa, che sino alla fine insomma sarà un campionato apertissimo. Siamo in chiusura della prima parte, quindi congediamo anche Mister Richichi e anche Simone Abbate, e proprio con loro due voglio chiudere questa prima parte perché voglio appunto approfondire soprattutto con Antonio la realtà Marina di Ragusa, perché giustamente il direttore lo ha sottolineato: quando si è organizzati i risultati arrivano, ma arrivano anche grazie comunque ad un quadro tecnico di grande qualità. Ma infatti io Marina di Ragusa, partendo dal presupposto che è una società organizzatissima, partendo dal presupposto che c'è un campanilismo lì al Siracusa fra Ragusa Calcio e Marina di Ragusa che non finirà mai. Mai. Poi tra l'altro adesso col Marina che addirittura è in eccellenza rispetto a Ragusa che è in promozione. Ovviamente una rivalità positiva, propositiva e tutto, ma il Marina di Ragusa, se andiamo a vedere l'organico, hanno un organico di prima linea, hanno i fratelli Arena che la Serie D la fanno con un piede. Grande scelta. Hanno esatto, che secondo me è il più forte di tutti e tre, hanno il 2000, hanno secondo me un impianto di gioco collaudato già da qualche anno, sì. E l'entusiasmo della, fra virgolette, matricola che deve andare a far dire la sua. Io credo che il terzo incomodo fra Palazzolo e Biancavilla sia proprio il Marina di Ragusa, se il Camaro non perde colpi. Se il Camaro non perde. E proprio sul Biancavilla, Simone, insomma, all'inizio qualche trambusto, poi hanno resettato veramente nel giro di qualche settimana e hanno incominciato a macinare punti su punti. Adesso sono al primo posto ed è da parecchie settimane che tutti dicono beh, sicuramente mollerà, sicuramente non ce la farà, non è sicuramente organizzata per vincere il campionato, eppure i risultati sono dalla loro. In questo momento io credo che forse tra tutte le squadre è la più in forma.
Sì, è la più in forma e secondo me sia Biancavilla che Palazzolo sono le più attrezzate. Come ha detto mister, c'è il Mani di Ragusa che è la sorpresa, gioca con la mente libera, sgombra, senza pressioni, ecco, Sì. si trova lì. Però secondo me alla fine sarà una corsa a due. Palazzolo? Proprio da Biancavilla e Palazzolo. Biancavilla e Secondo Palazzolo, me, quindi insomma sì, mollerà un pochettino Mollerà. il Maria. Secondo me, ecco, visto un po'. Noi l'abbiamo avrà affrontata. sempre la grande chance della Coppa. La grande comunque, chance della Coppa, perché come giocherà diciamo prima, giustamente col in Canicattì. finale contro il Assolutamente, Canicattì. assolutamente. Bene, allora chiudendo questa prima parte rimaniamo su Simone, progetti quindi abbiamo detto con questa squadra del Catania San Pio di stabilizzare una posizione tranquilla in classifica e poi se l'appetito viene mangiando, sarete pronti Saremo a pronti, mangiare. siamo lì e vogliamo fare bene, abbiamo fame e ripeto, mentalmente ci siamo. Ci siamo per affrontare queste 11 finali, perché sono 11 finali 11 per noi finali. adesso. Bene, in bocca al lupo per la stagione, per il proseguo. Grazie. Qualche gol in più fa sempre bene, no? Assolutamente. Grazie a Simone Abate. Grazie a voi. E Antonio, l'obiettivo del presidente è dichiarato. Intanto salviamo la stagione, salviamo la categoria e poi credo che veramente la prossima stagione sarà quella del bivio. Allora, è inutile nascondersi più. No, io ci tengo a dire una cosa perché il nostro presidente sta facendo veramente dei sacrifici notevolissimi per salvare questa categoria e per un progetto ben dettagliato che già c'è nel cassetto, quindi la programmazione già sta iniziando quest'anno. Se passa per la salvezza, per un anno nuovo ristrutturato sotto tutti i punti di vista, partendo dal settore giovanile, che è la cosa più importante che ci deve essere nelle squadre di calcio. Prima non c'era e che adesso insomma è nato pian pianino. Esatto. Poi c'è sempre il grande problema, il dilemma del grande campo. Ad inizio E stagione proprio quello ho avuto modo di parlare col presidente, era disperato perché non c'era un campo dove allenarsi. Io considero che ho 5-6 persone acciaccate per il problema dell'impianto di gioco, per il terreno. Voi giocate a Montepo, a Montepo, ma io ho gente con tendinite, con caviglie fuori posto, appunto perché tutto sconnesso. Il grande dilemma che continua. Ed è una cosa che oggi in una città come Catania è indicibile. È impossibile pensare che si possa fare calcio con strutture che non esistono e quelle che ci sono sappiamo benissimo, appunto la dimostrazione è il fatto che hai parecchi giocatori insomma infortunati proprio per un terreno di gioco, soprattutto quello di Montepo che è veramente in condizioni pietose. Anche se comunque qualche piccolo accorgimento in questi giorni è stato fatto e vedremo perché lì noi ci sentiamo realmente a casa nostra, che abbiamo la struttura, c'è tutto e mancherebbe poco per... Peccato, speriamo, incrociamo le dita allora. Ringraziamo anche Antonio Richichi, mister dell'Atletico Catania, speriamo di rivederci a fine stagione, insomma anche per parlare di quello che succederà dopo. E qui personalmente mi ha sempre portato bene. Quindi... bene, ok, sono contento, è vero. Speriamo bene. Mi ricordo qualche anno fa insomma, una promozione anche proprio con l'Atletico Catania. Esatto. Bene, noi ci fermiamo, a questo punto diamo linea alla pubblicità, tra poco rientriamo in studio e parleremo dei 4 gironi del campionato di promozione e anche naturalmente dei 4 gironi di prima categoria. A tra poco. Telespettatori di Gold 78, canale 78 del Digitale Terrestre, ben trovati in questa seconda parte di Penalty. Vi ricordo in diretta tutte le domeniche a partire dalle 18:30 appunto sul canale 78 di Gold 78, la replica alle 23:30, così come è anche in replica sul canale 114 di Persona TV, ovvero la televisione che ripete il segnale sulla costa ionica. Vi ricordo che siamo anche in diretta streaming sulla pagina Tortorici Ettore e se volete appunto rivedere
rivedere anche le vecchie puntate di Penalty, basta andare nella pagina appunto ufficiale di Penalty su Facebook. Seconda parte, è rimasto con noi Marzio Gaudioso, direttore generale dello Sporting Pedara, e ci ha raggiunto invece l'allenatore della città di Mascalucia, ovvero l'ex bomber Dario Suriano. Ho detto bene, ex bomber? Tempi che furono. L'ex c'era, sì. E anche il bomber, insomma i tuoi gol sono stati tantissimi quando giocavi. Tra l'altro sei stato catapultato dalla società in questa categoria, quasi un po' rischiando un po' tutti, compreso anche la tua figura. Insomma, l'impatto con questa categoria credo che non sia stato facile, però tu, insomma, con i risultati hai detto che eri pronto. Allora, diciamo che io non ero con nessuno, sono stato chiamato in causa dal presidente Spina, dal presidente Cesarotti e dal team manager Luca Pappalardo, e con euforia ho intrapreso questa umiltà e ho intrapreso questa nuova avventura. Che sta andando benissimo. Diciamo che sta andando, secondo i miei piani e aspettative, molto bene. Benissimo, va bene così, va bene così. Allora, parliamo adesso del campionato di promozione, subito i risultati del girone A del campionato di promozione. Si è giocato chiaramente, si è giocata la quarta giornata del girone di ritorno. Albatros Lercara batte Libertas 2010 4-0, Casteltermine batte Folgore 2-1, Don Carlo Missilmeri batte Visborgo Nuovo 1-0, Camarat batte Gattopardo 1-0, Monreale batte Villabate 2-0, Olimpica batte Vallelunga 2-1, Oratorio San Ciro e San Giorgio batte Don Bosco Partinico 3-1 ed infine Balestrate e Salemi 0-0. Questo è un girone sicuramente molto importante di promozione, perché in questo momento, guardando la classifica, ci rendiamo conto che sia Salemi che l'Oratorio San Ciro e San Giorgio sono altissimi in classifica, e il Missilmeri non perde neanche un punto. Con 45 punti in testa abbiamo detto il Salemi e l'Oratorio San Ciro e San Giorgio, 44 il Missilmeri, 37 il Monreale, 35 il Casteltermini, 33 Albatros Lercara con l'Olimpica Acragas, 31 punti per la Folgore, 24 per il Vallelunga, 23 Balestrate, 22 Partinico, Don Bosco, 16 punti per il Camarat con i 15 del Villabate, i 14 del Gattopardo, i 13 della Libertas 2010 ed infine il Visborgo Nuovo con 3 punti. Una battuta con i nostri ospiti: questo Salemi, insomma, l'anno scorso è andato male nei playoff, quest'anno si sta trovando sul suo percorso questo Oratorio San Ciro e San Giorgio, che altro non è che il Marineo. Sì, e anche il Missilmeri, credo è una corsa a 3, vedendo la classifica e leggendo un po' le cronache di questo girone. Ma sì, Ettore, richiamiamo un po' il discorso fatto precedentemente con il Licata, se non ricordo male, cioè una società che ha la capacità, la volontà, la forza di ripartire da dove aveva, non dico fallito, dove non aveva raggiunto l'obiettivo. È una società che comunque si trova ben avanti rispetto al proprio percorso, nella propria attività di programmazione, e non può che partire avvantaggiata rispetto alle altre. Non vincere un playoff, no, arrivare secondo un campionato non è necessariamente un fallimento, ma è un rimandare forse un appuntamento. Anche se quest'anno, insomma, a Salemi qualche problema societario c'è stato. Però i fatti sono questi, sono ripartiti da lì, e questo alla lunga funziona e regge il confronto per primeggiare. Ce lo insegna il Licata, l'abbiamo appena detto, e in questo girone lo vediamo anche col Salemi. Vedremo, anche perché in questo girone c'è il dormiente Acragas, l'Olimpica Acragas, Dario, che potrebbe, insomma, per volontà forse di molti, insomma, tentare quantomeno i playoff. Non sarà facile, però, perché non sarà sono facile perché sono un po' tardati, allenata dal Giovanni Falsone. Sì. Quindi vecchio marpione di queste categorie, quindi alla fine penso che prenderanno il treno playoff senza problemi. Beh,
noi ce l'auguriamo, insomma, perché anche Agrigento, capoluogo di provincia, insomma, giocare in queste categorie, città importante, città troppo importanti per pensare appunto di gustarsi soltanto il campionato di promozione. Voglio proseguire perché adesso parliamo del girone B, sempre del campionato di promozione. Anche qui insomma la gara sembrerebbe rivolta soprattutto su due grandi realtà, Cefaledium e Acquedolci. Guardiamo i risultati di questa quarta giornata di ritorno. Cefaledium batte Bagheria 2-0, Città di Gangi batte Torrenovese 1-0, pareggio tra Gioiosa e Due Torri 2-2, Acquedolcese batte Lascari 2-0, Acquedolci batte Milazzo 1-0, Sant'Angiolese batte Rocca di Caprileone 4-0, Sant'Anna batte Casteldaccia 2-1, la partita tra Altofonte e Sinagra non si è disputata per impraticabilità del campo. Come ho anticipato, in classifica abbiamo questo duo ormai da parecchie settimane, sembrerebbe che sia ormai un discorso a due, vedremo cosa succederà, se il Sant'Anna riuscirà quantomeno a tenere insomma sotto i 10 punti il distacco. Momentaneamente Cefaledium in testa con 47 punti, 44 per Acquedolci, 33 per Sant'Anna, 31 per Torrenovese, 30 Milazzo, 29 per Bagheria, Sant'Angiolese, Città di Gangi, 27 Acquedolcese, 26 per il Sinagra, 21 Rocca di Caprileone, 19 per il Due Torri, 15 Città di Casteldaccia insieme all'Ascari. Chiudono la classifica Gioiosa e Altofonte con 11 punti. Abbiamo proprio alcune immagini della Cefaledium, caro Marzio, perché è la dimostrazione che la volontà Cefalù di ritornare insomma prepotentemente in un calcio importante quest'anno è molto dichiarata, no? Ferrara allenatore, grande insomma voglia di dimostrare di essere organizzati anche a livello societario. Insomma, ci sono tutte le credenziali per far bene. La no? storia, le componenti, l'ambiente, come sostiene, il tifo, l'entusiasmo, ecco, lo stiamo proprio vedendo. Le componenti sembrano appunto tutte convergere verso quell'obiettivo. Ha una concorrente che, insomma, dopo ormai 2/3 campionati, è una concorrente che probabilmente fino alla fine contenderà, l'Acquedolci. Come dicevi tu, in una storia probabilmente che chiude questo campionato, 11 punti anche sulla terza, quindi o il primo posto e il secondo varrà una finale playoff diretta. Praticamente sì. Se si mantenesse questa distanza. Invece con interesse ho visto i risultati. Cioè entrambe le squadre potrebbero già andare in eccellenza. O comunque fare la finale, poi la finale la seconda diretta per lo spareggio. Inoltre ho guardato con interesse i risultati perché da qualche mese osserviamo questo girone, in quanto la Sant'Angiolese sarà nostra avversaria mercoledì. È vero, quarti di finale di Coppa, andremo a Sant'Angiolese. Secondo me ci fate un pensierino anche voi. Siamo lì. Ho visto 4-0, troviamo una squadra in grandissima salute. Sì. Contro un Rocca di Caprileone che insomma è un po' una mezza delusione in questo girone B del campionato di promozione, perché la società ha sempre dichiarato di fare campionati di qualità e di vertice, mentre invece quest'anno un po' zoppica. Li ha fatti da qualche anno fa in eccellenza. In eccellenza, sicuramente anche un'eccellenza importante. Lì si gioca sempre sulle volontà della società, di come anche poi esprimono queste volontà in termini concreti nell'organizzazione. Credo che se questa volontà la manterranno andranno è inevitabile. Dario, l'Acquedolci può ancora effettivamente tentare l'aggancio? Insomma, sono soltanto 3 i punti di distacco, però forse mentalizzando un po' il tutto, cercando di essere anche molto logici. La Cefaledium forse è più pronta. Cefaledium, non ci scordiamo, Cefaledium storica, settore giovanile, campionati importanti di eccellenza. Quindi è più mentalizzata ad una lotta da vertice. Più mentalizzata secondo me una lotta al vertice e a tornare quanto prima in eccellenza. E sarà sicuramente una grande battaglia, cercheranno anche soprattutto insomma, il Sant'Anna di non allungarsi troppo nei confronti della seconda per tentare di agganciare appunto i playoff. Parliamo adesso del girone C, del campionato di promozione, anche perché insomma qui abbiamo il mister della città di Mascalocia che ci potrà dare qualche insomma, chiarimento più dettagliato, ma soprattutto abbiamo il direttore generale della squadra che in questo momento è prima in classifica. Guardiamo i risultati di questa quarta giornata di ritorno. Cicatena batte Academy San Filippo 3-0, Carlentini batte Torregrotta 4-1, Ciclope Bronte batte Aci Sant'Antonio 2-1, questo sicuramente è un grande risultato a sorpresa, senza nulla togliere chiaramente alla squadra di Orefice di Catania. 6-0 Sporting Pedara nei confronti dell'FC Motta, pareggio tra Città di Mascalucia e Sporting Taormina, 2-1 dello Sporting Via Grande nei confronti della Città di Mister Bianco ed infine
vittoria del Giardini Naxos contro il Villafranca per 1-0. Sporting Pedara con la Cicatena in questo momento in vetta in questa classifica con 39 punti, 32 per il Città di Mascalucia, 31 per l'Aci Sant'Antonio ed il Carlentini, 30 punti per il Bronte con lo Sporting Taormina, 28 punti invece per il Giardini Naxos, 22 Villafranca, 19 Sporting Viagrande, 17 Città di Mister Bianco, 16 punti per Gescal e Academy San Filippo. Chiudono la classifica l'FC Motta con 15 punti, il Torre Grotta con 8 punti. Voglio iniziare chiaramente subito a parlare del Città di Mascalucia, lo faccio facendovi vedere il servizio di Giuseppe Signorino su questo pareggio 1-1 appunto tra Città di Mascalucia e il gruppo guidato dalla Mela, lo Sporting Taormina. Torna in campo il Città di Mascalucia dopo la pausa, altra sfida ad alta quota sempre al Bonaiuto Somma, dopo la Cicatena ecco lo Sporting Taormina. Tenerelli ritorna al centro dell'attacco, Febbraio ancora titolare per lo squalificato Fisichella e panchina per Pistorio, maglia numero 4 ad Andrea Di Mauro. Nel Taormina assente per squalifica il Faro della Mediana, Puglia, indisponibili anche Franco e Miceli. Pubblico delle grandi occasioni in un pomeriggio freddo e a tratti soleggiato. Famà. Pericolo numero 1 per il Mascalucia, 12 reti all'attivo per lui da destra, rapido, converge, Sant'Angelo in solitudine, Taormina in vantaggio al minuto 16, gara subito in salita per i padroni di casa che vanno sotto, soffrendo le incursioni laterali degli ospiti in maglia bordeaux per l'occasione. Distrazione fatale nel non chiudere su Sant'Angelo, appostato a pochi metri dalla porta, dunque Città di Mascalucia 0, Sporting Taormina 1, è passato da poco il quarto d'ora. La reazione, corner di Garozzo sul secondo palo, svetta Grasso, campanile, fuori portata. Garozzo, la mezzaluna, Saia ci arriva ma non trattiene, Febbraio raccoglie, mette in mezzo, Porto, la sforbiciata e pallone alto. Finale di tempo, la spinta mancina del Mascalucia, Tenerelli in pianare, allo stop, sinistro al volo, fuori. Sporting Taormina all'intervallo avanti per 1-0. Ripresa, e il quarto, Maugeri, manovra, Porto, si ferma, ottima l'imbeccata per Febbraio, inserimento con tanto di petto, 2 volte Ivan Febbraio, non sbaglia, 1-1. Primo gol in maglia biancazzurra per Febbraio, secondo complessivo centro stagionale, straordinaria personalità di Ivan il Biondo, sotto porta e parità al Bonaiuto Somma. E indubbiamente un altro Mascalucia in campo dopo un primo tempo piuttosto abulico. Garozzo da piazzato respinge il Taormina e allora ci prova Porto a metterla in mezzo, la torsione di Maugeri, tanta intenzione nell'energizzare la sfera, poca precisione però. Porto la sradica Gallo in mediana, Andrea Di Mauro apre il corridoio per Tenerelli, non va. Fa lo stesso Febbraio dall'altra parte. Davanti a Tenerelli c'è Cordima, l'attaccante di Casafrana in piena area per Marino, tutto regolare. Tenerelli qui pare accentuare la caduta, dunque non rigore. Ancora Garozzo dai 25 metri. Tenerelli il no look, Saia la toglie da sotto la traversa. E la mezz'ora, traversone da sinistra, contatto in area, attenzione calcio di rigore. Filistad ostacola il taglio in corsa di Tenerelli. Per l'arbitro Marino non ci sono dubbi, stavolta è massima punizione. Potrebbe essere il momento della svolta del confronto, 11 metri per rovesciare gli esiti, Tenerelli, il sinistro, fiacco, Saia, gioco facile, match point sprecato dal Mascalucia. Sporting Taormina con poche idee in questo secondo tempo, prova l'arma del contropiede, Famà sfugge alla guardia di Benivegna, Famà, Andrea Spina, unico ma importante intervento di giornata in chiusura per il Taormina, solo calcio d'angolo. Siamo vicini al recupero. Maugeri, lungo, Tenerelli, appoggio indietro, va a vuoto il Taormina e allora possesso palla ancora Mascalucia, Pistorio, lavora sullo stretto per Scuto, Porto, scarico di ritorno, sale da la sinistra, in mezzo senza pensarci Tenerelli, non aggancia. Prosegue l'assedio, questa volta a destra, Palma, gioco di gambe, si cerca qualcuno, in mezzo, eccolo Pistorio, non c'è potenza nella rasoiata. Scuto.
parte dalla propria metà campo, cerca Tenerelli che parte sul filo dell'offside. Tenerelli è solo, la mette orizzontale per Palma che è sbilanciato, non arriva alla tap-in. Eccesso di altruismo di Mirko Tenerelli. Il Taormina ringrazia per l'ennesima occasione sciupata dal Mascalucia. Scuto cerca in verticale, ancora Tenerelli, sinistro fuori, non è giornata. Poi un cross, esce Saia su Tenerelli, Scuto, la coordinazione c'è, la conclusione è da dimenticare e su questa azione finisce la partita. Mascalucia ampiamente appannato lì davanti, 1-1 il risultato finale, poteva essere il sabato dell'Allungo sul terzo posto. Tentativo di Allungo rinviato a sabato prossimo con la Gescal ancora in casa. Guardando la partita mi rendo conto che le tue parole sono quelle giuste, fa parte del gioco, no? Un secondo tempo giocato quasi, insomma, ad una porta e sta palla non è entrata. Questo è il bello del calcio pure, perché si lavora in settimana per raggiungere la prestazione, il risultato. Ieri abbiamo fatto la prestazione, il risultato pieno non è arrivato. Certe volte uno dovrebbe dire, beh, gioco male ma vi porto a casa i 3 punti che poi sono pesanti in classifica. Sì, però va bene così, sono contento dei ragazzi e per quello che hanno dato, soprattutto nel secondo tempo. Il rigore, insomma, sbagliato di Tenerelli... chi ha deciso che tirava Tenerelli? No, perché c'è una storia. Loro sanno che il rigorista assegnato era Garozzo, però sì? Tenerelli ha chiesto di tirare il calcio di rigore e Garozzo da signore ha lasciato la palla. Sappiamo benissimo come, insomma, lei è sempre per il gruppo, non è un per problema. La tranquillità. Vabbè, però è anche vero che insomma non dobbiamo togliere nulla a questa squadra per una stagione sin qui disputata che è pazzesca, meravigliosa direi. No, qualsiasi sia a questo punto il risultato finale della stagione. No, qualsiasi sia no, perché ormai siamo lì, siamo un po' attardati rispetto alle prime due, però ce la vogliamo giocare fino alla fine, anche perché i ragazzi mi seguono, c'è una struttura di squadra importante, la mentalità è cambiata, e la società non fa mancare niente ai ragazzi, dal contributo spese ai vari fisioterapisti, terapie, queste sono cose importanti in queste categorie, quando c'è una società che non fa mancare niente, è giusto e osare provarci fino all'ultimo. È vero, in società quindi insomma sono determinati, a questo punto non si tirano più indietro. No, assolutissimamente. E siete contenti? Molto. Su tutti anche il vostro direttore sì, Angelo Costa. Che se non sta attento qualche volta gli viene qualche colpo durante le partite, però lui è un vulcanico passionale da morire. È stato sempre così, insomma. Ci tiene tanto. Beh, è anche questo il bello del calcio dilettantistico, è inutile nasconderlo. Levando questo nel dilettantismo possiamo stare a casa. È vero, hai ragione. Chi invece non si sta a casa ma sta sognando alla grande è lo Sporting Pedara, possono già partire alcune immagini di sottofondo. Marzio, questo Pedara costruito per vincere, costruito per insomma un altro ennesimo salto di categoria, un Pedara che piace anche come gioca. Grazie, sì, naturalmente è stato un assemblaggio anche in itinere, in progress, l'incontro anche di due esperienze diverse, anche di due gruppi diversi, quindi è un gruppo dirigenziale che si sposta quasi in massa. Sì, abbiamo, come dire, abbiamo incontrato anche l'esperienza del presidente Tringali, anzi approfitto dell'occasione per fargli gli auguri. Salutiamo, da 2 settimane è lontano dalla squadra per dei problemi di salute, si sta riprendendo. Auguriamolo una pronta guarigione. Anche lui anima portante di questo progetto. Assolutamente sì, centrale, il nostro è vero. Grande esperienza e grande passione. E quindi allenatore ovviamente nuovo anche rispetto alle due realtà, è in progress il lavoro, lo si è visto quasi da subito come auspicavamo. A dicembre appunto con l'impegno innanzitutto del Presidente, il gruppo dirigenziale, abbiamo anche integrato la rosa della squadra laddove pensavamo che andava il integrato. Tassello per completare. Sì, su una base fatta, mi piace dirlo, sottolinearlo, di giovani di grandissimo valore, giovani intendo anche juniores. Sì.
naturalmente integrata anche numericamente perché è impegnata anche su 2 fronti. E poi avete anche un allenatore super vincente, insomma la Rosa i campionati li ha sempre vinti, soprattutto in promozione, quindi insomma è un bel bigliettino da visita. Assolutamente sì, ma come ovviamente i meriti al mister Emanuele, ma mi piace anche sottolineare il lavoro di tutto lo staff che lo attorno, c'è Beppe Costa, Guerriera Franceschini, il mister Trovato, l'ex capitano del Pedara, storica squadra di promozione. Quindi è uno staff che lavora molto bene, con competenza, con serietà, con un elemento importante questo, una grande relazione empatica con il singolo e con la squadra. Quindi anche il gruppo appunto si è cimentato. Avete paura un po' di questo Acicatena che da qualche settimana è ritornato a macinare punti? No, abbiamo grande rispetto di tutti, diciamo la Acicatena, un osservatore esterno, e quindi io mi aggiungo a un ideale osservatore esterno, guarda la compattezza, la solidità di questa squadra sin dall'inizio della stagione, quindi meritatamente si trova lì. Vediamo adesso. Comunque il campionato è ancora lungo, molto incerto, e poi come detto poc'anzi, insomma c'è anche la parentesi, che non è tanto parentesi, della Coppa Sicilia, quindi un'ulteriore forma in più per tentare l'aggancio anche alla promozione in eccellenza. Sì, peraltro l'esperienza abbiamo già vissuto col Belpasso 2 anni fa, giunti ai quarti di finale, il ritorno sarà mercoledì l'andata con la Sant'Angiolese il 13 febbraio, insomma turno non facile per definizione ai quarti di finale, passato si aggiunge ai semifinali e lì si apre, poi dopo, apre un mondo. Lì a quel punto si apre veramente un mondo, tutto quello che verrà è di positivo. Passo dopo passo, vediamo. Chiudiamo il campionato di promozione con l'ultimo girone, il girone D, anche qui quarta giornata di ritorno, anche qui qualche risultato che un po' spiazza, soprattutto l'Enna che pareggiando in casa 1-1 con l'RG non approfitta del passo falso del Ragusa che addirittura ha perso 2-0 con lo Sporting Priolo. Questo è il tabellino. Nel frattempo Megara Augusta batte Atletico Scicli 2-1, Sporting Eubea batte Barrese 3-1, pareggio fra Floridia e Caltagirone, pareggio tra Don Bosco 2000 e Frigentini 2-2, vittoria appunto dello Sporting Priolo 2-0 con il Ragusa, pareggio New Pozzallo Real Siracusa Belvedere, ed infine appunto questo risultato che un po' spiazza la classifica finale, l'Enna che pareggia in casa con l'RG. Guardiamo la classifica dove ancora la squadra del Ragusa è sempre in vetta con 43 punti, si è accorciato un po' il distacco, adesso a 41 dell'Enna, e poi tutte le altre squadre, 37 Real Siracusa Belvedere, 33 New Pozzallo, 29 per lo Sporting Priolo, 27 per il Caltagirone, 26 Megara Augusta, 25 Sporting Eubea e New Modica, 22 RG, 19 Floridia, 16 punti l'Atletico Scicli, 11 per Don Bosco 2000 e Frigentini. Chiude la classifica ultimissima la Barrese con 5 punti. Volo adesso verso il campionato di prima categoria, subito il tabellino di questa giornata, la seconda giornata di ritorno. Parliamo del girone A, Resultana batte Città di Carini 2-1, Fulgatore batte Città di San Vito Lo Capo 1-0, Gibellina batte Colomba Bianca 2-1, Palermo Popolare batte Città di Cinisi 2-0, Real Mefi batte Mazzarese .2 2-0, pareggio tra Valderice e San Giorgio Piana, ed infine pareggio anche tra Belmonte Mezzagno e Unitas Sciacca 0-0. La classifica a questo punto conferma sempre di più la leadership, la squadra trapanese dello Sciacca, mentre invece incombe l'arrivo del Palermo Calcio Popolare ed infine anche del Città di Cinisi con 30 punti. Eccola qua la classifica, a seguire con 28 il Fulgatore insieme alla Città di San Vito Lo Capo e poi via via tutte le altre squadre. Voglio dare una battuta veloce sull'Unitas Sciacca, la faccio con Marzio, perché questo Sciacca sembrava che all'inizio avesse insomma le idee ben chiare. Da qualche settimana il Città di Cinisi ha riguadagnato posizioni, adesso è veramente un altro terno all'otto in questo girone A del campionato di prima categoria. Sì, vale per questo girone, come in genere Darmi può confermare con la sua grande esperienza. Il calcio è bello perché non c'è nulla per nulla scontato. Di scritto. Ciò che fa la differenza nella gestione, quindi da parte di una società, nella gestione da parte di un allenatore, è proprio l'attenzione alle variabili. La continuità nell'attenzione, è vero. Quindi questo è ciò che fa la differenza nella vettura di un campionato meno, però
vediamo. Vediamo. E a proposito di attenzione, adesso guardando il prossimo girone, il girone D, evidentemente l'attenzione è saltata alla squadra del Valdinisi, che finalmente, si fa per dire chiaramente, insomma subisce la prima sconfitta addirittura in casa contro l'Atletico Messina. Parliamo del girone D, appunto il risultato più clamoroso è la sconfitta della prima in classifica, il Valdinisi 2-1 contro l'Atletico Messina, Duilia 81 batte Sant'Alessio 2-1, Città di Calatabbiano batte Monforte San Giorgio 1-0, pareggio tra Saponara e Nike Torino Club, non si è disputata Santa Domenica Vittoria e Orsa, pareggio tra Zafferana e Promende ed infine vittoria della Juvelinia per 1-0 nei confronti del Randazzo. Voglio vedere subito la classifica, sono curioso anche se chiaramente il Valdinisi è sempre in testa con 42 punti, l'Atletico Messina a questo punto solitario al secondo posto e a 29 il Città di Calatabbiano. Chiude diciamo la parte playoff più importante la squadra della Zafferana per una classifica che la vede con 22 punti. Ho qualche immagine del Valdinisi e la battuta la faccio con Dario, finalmente una sconfitta che può sembrare particolarmente strana ma che secondo me fa bene all'ambiente, no? Perché l'idea di essere imbattuti, l'idea di dover mentalizzarsi sempre settimana dopo settimana rischia poi dopo insomma di far saltare i nervi. Sì, anche se secondo me hanno sottovalutato un pochettino la partita, perché avendo troppi punti di vantaggio arriva la seconda in classifica, perché se non mi sbaglio Atletico Messina è la seconda in classifica. Sì. Hanno preso la partita un po' alla leggera, pensando che loro erano in testa, noi siamo la squadra in testa, È vero. quindi ne facciamo un boccone. E invece hanno subito un bel sgambetto casalingo. Beh, comunque rimane sempre una stagione stratosferica della Saldamente squadra al comando e penso che non ci saranno problemi per andare in promozione. Diciamo che una sconfitta ci può pure stare, probabilmente insomma questa settimana avranno qualche cosa da dire in più negli spogliatoi. L'allenatore avrà qualche argomento in più da Assolutamente sì. Proseguiamo adesso il girone E del campionato sempre di prima categoria, parliamo chiaramente della seconda giornata di ritorno. Cibolaccorsi batte Città di Francofonte 2-1, Calcio Belpasso batte Belpasso FC 1-0, Palagonia batte Leo Soccer 2-1, pareggio tra Santa Lucia e Mascolucia, Villaggio Sant'Agata batte Militello Val di Catania 1-0, Nisiana batte Calcio Giarre 1-0 ed infine vittoria del Città di Catania 2-0 nei confronti della Russo Sebastiano. La classifica, Palagonia che probabilmente con questa ennesima vittoria vola sempre di più in classifica, però la Nisiana, la squadra catanese guidata da D'Antone, non molla. Infatti guardando la classifica vediamo il Palagonia ancora in testa con 38 punti, ma i 35 della Nisiana sicuramente sono da attenzionare. 29 punti per Russo Sebastiano, 27 per il Belpasso FC, 25 per il Villaggio Sant'Agata, 23 la Ciboraccorsi e poi via via tutte le altre squadre. Voglio velocizzare un pochettino questa prima categoria perché adesso voglio parlare del girone F, dove insomma qualche risultato a sorpresa sicuramente è arrivato. Questo è il tabellino di questa seconda giornata di ritorno. Per Cicli Calcio Avola 1-1, Chiaramonte batte Città di Comiso 1-0, pareggio tra Pro Ragusa e Ferla 0-0, vittoria della Rinascita Netina nei confronti del Mazzarone per 1-0, questo sicuramente è uno dei risultati più importanti, vittoria della San Conitana 3-1 con il Noto, vittoria del Porto Paolo fuori casa ad Ispica contro la Virtus Ispica ed infine chiude il tabellino il Città di Canicattini che batte in casa 3-1 il Vizzini. Guardiamo la classifica per Chiaramonte a questo punto con 32 punti è solitario in vetta, con 30 il Città di Comiso che chiaramente con questa sconfitta ha un po' pregiudicato attualmente la leadership di questo girone, con 29 un po' attardato il Mazzarone già da qualche settimana insomma in fase calante, con 25 il Noto, con 23 il Portopalo e poi via via tutte le altre squadre. Ho da farvi vedere nel frattempo che chiacchiero con i miei ospiti le immagini di Alessandro Bellanic riguardante la vittoria 1-0 del Perscicli contro il Calcio Avola. Perché voglio parlare di questa partita? Perché chiaramente questo Avola, Marzio, ci dispiace vederlo insomma zoppicare vistosamente anche nel campionato di prima categoria. Da un paio di anni ci eravamo abituati a vederlo in categorie di grande qualità perché sappiamo insomma la forza del centro siracusano. Sì, osservavo i risultati e andavo un po' indietro alla memoria non di tantissimi anni, notando come i gironi, le squadre del sud-ovest della Sicilia sono campi difficili, grandi anche tradizioni, vedo anche il Comiso.
Citavi l'Avola non più tardi di una decina di anni fa. Io Tra l'altro in questo girone c'è pure il Noto. C'è il Noto, esatto. Ricordo non più tardi di una decina di anni fa l'Avola, ne parlavamo poc'anzi di Serbi Catania, Sì. di Marziano, Sì. con De Leo, insomma una squadra Storica. Col grande entusiasmo, in quegli anni fu rifatto anche il campo, la tribuna, quindi concordo con te, una piazza che ci spiazza questa paga cosa. a volte anche, forse anche la passione di qualcuno che non si assume l'onere pieno di Perché è vero, di giocarsi. Dario, bisogna avere anche qualcuno che si assume la capacità di gestire anche comunque un budget considerevole, perché poi anche in prima categoria, se non hai il budget minimo, non vai da nessuna parte, diciamolo pure, dilettanti e basta, rischi di fare brutte figure. E in questo girone certamente anche il Noto soffre maledettamente, nel senso che non riesce a venire fuori. Sì. Se non ci sono imprenditori o gente del luogo che mette dei soldi, non è facile fare Non è calcio, facile. anche se è prima categoria. Non ci dimentichiamo, l'Avola fino a 2 anni fa aveva una signora squadra, Giovanni Campanella allenatore. Sì. E in 2 anni è cambiato tutto e adesso rischiano anche in prima categoria. Speriamo che comunque possiamo rivedere tutte queste belle realtà siracusane prestissimo in categorie più intense e più di qualità. Proprio riguardante la partita per Cicli e Avola Calcio abbiamo sentito, sempre grazie ad Alessandro Bellanic, i 2 allenatori. Sentiamo un po'. Partita molto complicata, il rigore è servito un attimino per sia sbloccare il risultato ma anche sbloccarci noi dal punto di vista del gioco. Devo dare merito e onore all'Avola Calcio che grazie alla campagna acquisti di dicembre ha migliorato molto la rosa e nel campo l'hanno dimostrato. Bella partita, maschia, che ci ha visto vincitori bravi e anche gagliardi. Diciamo che i ragazzi praticamente un po' intimoriti, un po' anche la fatica, mancava qualche uomo un po' acciaccato, infatti sono stato costretto a giocare anch'io gli ultimi 15 minuti e giustamente hanno permesso all'Avola di alzare il baricentro e provare ad avere tante occasioni. Occasioni limpidissime non hanno avuto, ma hanno avuto una forza territoriale sicuramente maggiore rispetto a noi, ma noi siamo stati bravi, forti, abbiamo tenuto botta e per una volta abbiamo portato un ottimo risultato a casa. Avremmo bisogno sicuramente e meriteremmo almeno qualche punto in più, entrambe. Purtroppo la partita l'abbiamo persa sul rigore, l'abbiamo perso nell'unico tiro in porta che il Perscicli ha effettuato. Ci poteva stare un rigore per noi, il rammarico di non aver potuto finire la partita in 11 perché credo che nella parte finale, se eravamo ancora compatti, potevamo fare gol, così come ci eravamo quasi riusciti sia nel primo tempo e in 1 o 2 occasioni nel secondo tempo. Noi potevamo fare di più sicuramente nella fase d'attacco e quindi ci vede perdere una gara, peccato, perché insomma avevamo fatto un bel filotto di risultati, ma pronti a riprendere domenica prossima. Questi sono fattori che purtroppo capitano e speravo di averli un po' messi da parte, ma oggi di nuovo ho rivisto certe situazioni che non facevamo e quindi spero che questa settimana possiamo risolvere qualche problema in modo da affrontare il Vizzini con una consapevolezza che ci spetta vincere per noi, ci spetta vincere per la società, ci spetta vincere per la città di Avola. E quindi speriamo di fare bene. Noi stiamo lavorando, il campionato sembra, anche se di prima categoria, ma è pur sempre impegnativo, le partite non si vincono facilmente, l'avversario è sempre là pronto a fare la sua. E sì, insomma, noi siamo ormai immersi pienamente nel campionato, vogliamo ancora, c'è tempo per poter migliorare la nostra classifica, ma i risultati non credo che siano numerici quelli che noi dobbiamo e abbiamo di raggiungere, ma siano quelli di mettere su, di arrivare a fine campionato con un gruppo su cui magari la società può benissimo guardare nel futuro con più serenità.
un'Avola che speriamo di rivedere prestissimo nelle zone alte del campionato. Certamente in questo momento l'obiettivo è quello di salvare la categoria, non è mai facile perché anche la prima categoria, insomma, tutti dicono una categoria facile, non è così, domenica dopo domenica si lotta su ogni singolo pallone. Sì, sì, assolutamente così. Per antonomasia anche il campionato di prima categoria si identifica così ed è bello che sia, beh, chiaro, è bello assolutamente che sia certo. così. In un passaggio tu dicevi, ecco, lo stacco per il salto di categoria con la promozione chiede organizzazione, chiede investimenti, chiede insomma, impegni ben precisi. Il mantenimento della categoria appunto è fatto anche di tutto questo ed per me è anche il bello di... Allora, siamo nella parte finale, rimango su Marzio perché a questo punto mi sorge spontanea una domanda, dato che si parla di programmazione, di obiettivi. Io ancora effettivamente l'obiettivo dello Sporting Pedara non te l'ho chiesto. Cioè, guardando i risultati, guardando la classifica, guardando gli obiettivi che fino a qui sono stati raggiunti, credo che insomma l'eccellenza debba essere l'obiettivo più importante. Però la mia domanda non è tanto sul fatto di questa stagione, ma nella prossima, perché non vorrei che insomma, il vostro gruppo organizzativo, il vostro gruppo insomma, dirigenziale, raggiunto l'obiettivo di una promozione, cerchi come per incanto un'altra piazza da valorizzare. No, non La è... mia non è cattiveria, No, però è una per domanda da carità. sportivo Sì, che cerca di capire capisco, bene poi alla fine qual è il vostro giusto percorso. Capisco. No, non è una questione né di incanto né di come dire, provare nuove emozioni, ebbrezze o avventure. È semplicemente trovare le condizioni per poter esprimere quelle che sono le nostre idee di calcio. L'anno scorso eravamo a Mister Bianco. Sì. Dove avete vinto l'altro ennesimo campionato? Vinto, sì, abbiamo vinto il campionato, la Coppa, abbiamo fatto anche importanti investimenti in ambito giovanile, quindi la volontà precisa era quella di continuare un certo percorso. Non ci sono state le condizioni per continuare Però non strano, indipendentemente perché, da noi. Bianco poi alla fine è una piazza che comunque ha una certa... Diciamo, non dettagliamo, le condizioni non c'erano per poter fare, come dicevo, quelle che sono quelle che è il nostro modo, il nostro pensiero di fare calcio. Questo fondamentalmente è l'aspetto. Quest'anno abbiamo avviato un'esperienza anche con la realtà del Trecastagni, c'eravamo con il presidente Tringali. Con Sanzio Sabatini, direttore sportivo che tantissimo sta facendo con la sua esperienza nella gestione anche della squadra. E i risultati esprimono quello che è il lavoro di quest'anno. Ovviamente a fine stagione, come sempre, si valuterà e si programma per quello che sarà Quindi il futuro. vuol dire che la prossima stagione rimarrete a Pedara per una stagione di qualità e quantità. Noi intanto eccellenza. mi accennavi gli obiettivi. Gli obiettivi ovviamente siamo lì, l'ho detto Dario, cioè essere in testa con la Cicatena in questo momento, con un Mascalucia comunque che è lì, con un Sant'Antonio che è lì. È chiaro che a 10 giornate dalla fine vuol dire che ci proviamo. Le scelte anche fatte a dicembre dicono che ci proviamo. Attualmente sono quelle giuste. Siamo in corsa per la Coppa e ci proviamo. Poi, come sempre, accettiamo quello che è l'aspetto sportivo. Diamo il massimo, lo staff tecnico lavora al massimo, come società cerchiamo di mettere staff tecnico e giocatori nelle condizioni di esprimersi al massimo. Poi è il campo che deve dire la sua e rispetteremo. Vabbè, vedremo cosa succederà, campo, vedremo cosa succederà, ma se insomma i risultati sono qui molto, molto chiari e molto evidenti, insomma la parola fine credo che sia stata già ben delineata, no? Nel senso che sicuramente sarete in una posizione di grande interesse nel risultato finale. Giustamente non possiamo dire avete vinto il campionato perché ancora non lo si può dire, non è arrivato questo verdetto finale. Non c'è il verdetto, non è logico, non è intelligente, non è corretto neanche nei confronti degli altri. Vorrei sentire, così per chiudere anche con Dario, questo Città di Mascalucia, lo abbiamo detto, non era insomma nei piani probabilmente iniziali disputare un campionato di grande vertice, di grande valore tecnico.
I risultati sono arrivati anche grazie al tuo avvento, perché è inutile negarlo, il cambio dell'allenatore in questo caso è stato importantissimo perché ha permesso alla squadra di Mascalucia di volare con dei risultati positivi, altissime in classifica, e di far paura, perché insomma vediamo le partite, Marzio, no? Le vediamo tutte, buona parte Stai delle facendo partite... la domanda a Dario, mi posso Sì, mi permetto vai. io veramente devo fare complimenti sinceri a Dario. È vero, sì. È un amico, lo conoscevo dall'avversario calcistico, la nostra amicizia è nata sul Castigava campo, tutti, Dario. castigava tutti, però grande uomo, corretto. Sì, lo so. Allora, quando il grande uomo intelligente si misura con un'esperienza nuova, che è quella di una panchina importante, un momento importante, esprime tutto il suo valore. Quindi i meriti a Dario, Grazie. i complimenti vanno sinceri. Assolutamente d'accordo. Messo a frutto quello che è, da uomo e da Ma a questo uomo punto di è la calcio. società che deve metterti nelle condizioni di capire dove vuole arrivare prima lei stessa e poi anche con questo gruppo che chissà potrebbe anche disegnare un progetto più duraturo, no? Allora, la società già mette a disposizione abbastanza, io sono contento di questo, l'ho detto anche qualche minuto prima. Poi io sono entrato nello spogliatoio con molta umiltà, la prima cosa che ho detto ai ragazzi era rispetto mio nei vostri confronti e voi nei miei confronti. Da lì abbiamo cominciato a lavorare, ho modificato l'atteggiamento e la mentalità che c'era all'interno dello spogliatoio del Mascalucia. Sì. Non per presunzione, ma ce n'era di bisogno, perché venivo da un'annata che ero stato compagno di squadra di questi ragazzi e mi vedevano forse in un modo più... Non è mai facile il passaggio. Non è mai facile il condivido. passaggio, sono entrato bello deciso anche per avendo avuto esperienze di allenatori molto preparati e si sono messi tutti a disposizione. Io dico sempre grazie ai ragazzi perché sono veramente eccezionali e da lì giorno dopo giorno e settimana dopo settimana mettiamo sempre quel tassello in più per poterci migliorare. Arrivare ai playoff sarà sicuramente un obiettivo importantissimo e poi lì insomma ogni partita diventerà una vera e propria finalissima. Poi lì sono partite singole, sono partite per gente che è abituata. Qua molti di noi non sono abituati, però c'è l'incoscienza a quel punto, che c'è è ancora meglio. Bene, grazie. Ringraziamo dunque Dario Suriano, allenatore della città di Mascalucia, in bocca al lupo per il proseguo della stagione e vedremo cosa succederà. E salutiamo anche Marzio Gaudiosio, direttore generale dello Sporting Pedara, un saluto e una pronta guarigione anche al presidente Ringali. E lo riferirò senz'altro. Perfetto, anche per voi sarà insomma una parte finale di stagione intensissima. Sì. Perfetto. Noi abbiamo chiuso la puntata odierna di Penalty, la puntata numero 12 di oggi 27 gennaio, giornata della memoria. Infatti abbiamo aperto la nostra puntata dedicando il tutto naturalmente ad una giornata storica dell'umanità. Vi voglio ricordare che questa puntata la potrete rivedere lunedì sera a partire dalle 23:30 sempre sul canale 78 di Gold 78 e la potrete anche rivedere in replica naturalmente sul canale 114 di Persona TV per quanto riguarda tutta la costa ionica. Se volete invece rivederla on demand, allora in questo caso andate nella pagina sia di Penalty che di Tortorici Ettore e naturalmente su Facebook. Adesso noi chiudiamo la puntata odierna e vi lasciamo come al solito con i campioni di Penalty. E questa settimana giustamente dobbiamo non omaggiare il nostro programma ad un grande, grandissimo, forse probabilmente il più grande di tutti i tempi, ovvero Pelé. Chiudiamo proprio con lui questa nostra domenica, vi lasciamo appunto con i campioni di Penalty, vi lasciamo con Pelé, ringrazio come al solito in regia Matteo Marino, la collaborazione tecnica anche di Carmelo Sant'Angelo e di Roberto Di Stefano e vi diamo appuntamento con Penalty naturalmente a partire dalle ore 18:30 sempre su Gold 78. Ho sbagliato, non è Roberto Di Stefano ma è Roberto Di Marco. Grazie a tutti, appuntamento a domenica prossima.